Gli investimenti in infrastrutture dal 2014 risultano essere i più bassi degli ultimi 15 anni. Questo dato nazionale si rispecchia anche nella vostra regione? Purtroppo sì, nel senso che c'è stata una grossissima riduzione dal 2007 al 2015. Il settore, diciamo, delle costruzioni in Veneto ha perso quasi il 50%. Con difficoltà poi anche nel settore del credito, nel senso che ad esempio per la nuova edilizia c'è stata una riduzione del 75% dell'erogazione del credito da parte delle banche. Lei ha recentemente parlato di un convegno che si è tenuto a Venezia, nella città di Venezia, sulla città metropolitana veneta. In che cosa consiste questo convegno? Allora, il 10 aprile scorso la Federazione del Veneto effettivamente ha organizzato questo convegno per presentare, diciamo, all'interlocutore politico, cioè colui che effettivamente dopo dovrebbe decidere in merito a quello che dovrebbe essere l'ambito territoriale ottimale per quanto riguarda la costruzione della nuova città metropolitana di Venezia. Allora noi abbiamo fatto questa ricerca prendendo in esame tutta una serie di fattori in modo tale che non sia, diciamo, una semplice trasposizione di quella che attualmente è la provincia di Venezia e dovrebbe diventare la città metropolitana di Venezia, nel senso che dal nostro punto di vista questa era una soluzione semplicistica e banale, insomma, ecco. Quindi abbiamo cercato, prendendo in considerazione gli aspetti infrastrutturali, i servizi sanitari, i servizi all'istruzione, l'università, le strade, i collegamenti ferroviari, aeroportuali e quant'altro, e in modo particolare poi i tempi di percorrenza fra una realtà e l'altra, per dire, abbiamo esaminato quali erano praticamente i rapporti tra la città di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, e abbiamo cercato di, sovrapponendo, diciamo, tutte queste aree di influenza, di trovare una sorta di area di inviluppo che potrebbe essere una sorta di perimetro ottimale per la città metropolitana che noi chiamiamo Veneta.